Puntata dedicata alla grande evasione fiscale. Noi siamo andati sabato scorso ad Arzignano, in provincia di Vicenza, in zona del miracolo economico italiano, a vedere cosa è successo dopo che un imprenditore ha evaso svariati milioni dal fisco pagando in nero gli straordinari dei suoi operai. Vediamo, Monica Giandotti. No taxation without representation, no tassazione se non c'è rappresentanza. Noi oggi ad Arzignano diciamo all'Italia: non ci sentiamo più rappresentati. Arzignano, provincia di Vicenza e distretto della Concia. Non troppo tempo fa la Guardia di Finanza denuncia la Mastrotto, azienda leader del settore, per un evaso di 106 milioni di euro. In zona quelli di Veneto Stato, partito di appena 1200 iscritti, inscenano la loro protesta, fatta di catene e slogan inconfondibili. Oltre il federalismo c'è la secessione. Veneto is not Italy, chiaro? Noi semplicemente vogliamo fare il Veneto indipendente e dopo ce ne andiamo per conto nostro. Metteremo le tasse al 20% e gli altri si arrangeranno. C'è gente che ha cominciato a lavorare a 8 anni, altro che evasione! Altro che evasione! Ciclicamente governi di destra, di sinistra e anche di Lega adesso lanciano il fumogeno dell'evasione come problema dello Stato italiano. Il problema dello Stato italiano non è l'evasione, il problema dello Stato italiano è che abbiamo un apparato burocratico, politico, tra i più costosi del mondo. Siamo qua ad Arzignano perché in questi giorni si è compiuto una delle grandi mistificazioni di cui l'Italia si è maestra, quella di associare la figura dell'imprenditore alla figura dell'evasore. Perché l'evasione è anche il dipendente che fa il doppio lavoro, capisce? Anche il dipendente che fa il doppio lavoro, o c'è anche lo statale che fa il doppio lavoro, però si parla sempre dell'imprenditore e questo non è giusto. Guardi, le dico una cosa, allora chi è in piazza oggi sicuramente non è il grande evasore, perché i grandi evasori oggi sono sul lago o al mare con la barca. E infatti neanche faccio 10 passi e incontro Andrea Ghiotto, conosciuto come il faccendiere della Concia, ex patron del Grifo Calcio, è uno dei protagonisti della maxi inchiesta che poco più di un anno fa porta alla luce un'imponente evasione fiscale nella Valle del Chiampo. 180 gli imprenditori coinvolti e Ghiotto racconta al Corriere del Veneto: fornivo fatture false, c'erano transazioni gonfiate, era un sistema, non si pagavano le tasse, hanno scoperto solo il 60% degli illeciti. Questa è una manifestazione del Veneto Stato a difesa degli imprenditori che dicono: siamo tartassati, si mettono le catene, non ci consentono di lavorare, stiamo fallendo tutti. Come la vede, visto che sta qua da spettatore? Non posso parlare oggi. Vabbè, ma l'impressione su questo, visto che lei in qualche modo è l'imprenditore che vaga, almeno fino a... risponda almeno, no? No, perché no? non bisogna vergognarsi, questo così. No, Ma perché è venuto qua a vederli? sono venuto a bere il caffè. Le concerie da queste parti sono popolate di extracomunitari. Ad Arzignano su 9.000 dipendenti 5.000 non sono italiani. Salve, lavorate qui, siete di Arzignano? Sì, siamo di Arzignano. Dove lavorate? Beh, qua lavora in conceria. In? Conceria. Senta, ma l'imprenditore per cui lavora è tra questi manifestanti? Tra questi sì. Sì. Che lavoro fa? Ma lavoro consiglieria. E che fa materialmente, praticamente? No, lavoro a tirare. Io lavoro poco, però consiglieria 8 ore, 9 ore lavoro. Contratto sì. Quanto prende al mese? 800 per 700 così. Nella sola provincia di Vicenza, su 419.000 unità di lavoro, oltre 33.000 sono irregolari. Dalla CGIL mi fanno sapere che il nero matura soprattutto sugli straordinari, con un allungarsi indefinito delle ore giornaliere. La stessa Mastrotto ha ammesso di pagare gli straordinari in nero. Indovinate a chi? C'erano stranieri da Mastrotto? Stranieri sì, però non lo so. Molti sì. Molti, tanti stranieri c'erano lì. Davvero. Qui non è che il vicentino, il veneto non voglia lavorare nelle concerie. La realtà, secondo me, è che molti imprenditori assumono extracomunitari perché sono più facilmente ricattabili.